Mister, si scrive calcio d'agosto, si legge praticamente The Work in Progress, no? Questi appuntamenti servono per oliare un po' la squadra in vista del campionato. È una sconfitta, ma che Manzanese è ad oggi? Ma una squadra giovane, in questo momento siamo usciti dalla Coppa Italia, abbiamo cercato di vedere un po' tutti i giocatori che avevamo in organico, li abbiamo girati un po' tutti, ci siamo schieriti le idee, adesso questa settimana ci mettiamo a posto, prepariamo il lavoro per andare in campionato dove è quello che conta da domenica prossima. Un sorridente Tonino Libri, vittoria importante che vi permette di accedere ai quarti di finale della Coppa Italia. Insomma, prove tecniche di campionato, perché il calcio d'agosto si sa, bisogna sempre prenderlo con le pinze, però una Virtus Corno abbiamo visto bella compatta. Sì, sono soddisfatto, noi andiamo avanti per la nostra strada con la nostra filosofia, abbiamo un gruppo molto giovane, noi puntiamo alla salvezza, quindi la Coppa Italia. Qui puntano tutti alla salvezza. Sì, ma è una realtà, non dobbiamo nasconderci, noi, ripeto, abbiamo una squadra giovanissima e quindi il nostro obiettivo è questo. Coppa Italia benissimo, siamo passati, soddisfazione in più, però non è il nostro obiettivo. Ecco, a proposito di questa nuova formula, no, di Coppa Italia che si divide, no? La promozione va per conto suo, l'eccellenza invece si gestisce da sola, un po' come tutta Italia. La vedi positiva o era meglio forse giocare col vecchio sistema? No, forse è anche giusto, non vedo grosse, secondo me sì, è giusto così, secondo me è giusto. Mister, primo obiettivo stagionale centrato. Sì, non era facile, avevamo un girone abbastanza importante, difficile, ce l'abbiamo fatta, soddisfazione certamente, bravi ragazzi. Senti, ho visto che hai fatto abbastanza evoluzioni tattiche nel corso del match, no? Siete partiti con una difesa a 4 un po' accorciata e lo stesso modulo d'attacco è variato più volte, 3 punte, una punta e via dicendo. Possiamo dire un po' alla Lidl? Ma diciamo, Alla Gianni Tortolo. diciamo per esigenze, oggi alla Virtus Corno, alle esigenze perché si è infortunato Torossi, non poteva giocare più di un'ora di AF, perché sta recuperando, ha giocato un'ora, ha fatto bene, poi ho dovuto sostituirlo perché andavamo incontro a degli infortuni e non è giusto rischiare per queste partite, il calcio d'agosto. Abbiamo giocato anche con 5 dietro, 4 in mezzo e una punta sola nel finale perché la Manzanese ha avuto una bella reazione. Il calcio non è una matematica e neanche una scienza esatta, ma la Virtus Corno quest'anno cosa può fare? Prima di tutto dobbiamo arrivare a 42-43 punti per la salvezza, perché quest'anno sono interessate 5 squadre, perché una retrocede e 4 fanno i play-out e quindi il nostro primo obiettivo è evitare gli ultimi 5 posti. Se arriviamo sest'ultimi abbiamo fatto il nostro. Fare il presidente oggi mi viene spontaneo, è una frase di Annacci, no? Nessuno pensa a quelli che guidano il tram. Ecco, il presidente un po' è l'autista, no? Quello che dirige in modo tale che funzioni tutto. Ecco, oggi come oggi cosa vuol dire fare il presidente di una società dilettanti come la Manzanese? Oggi come oggi fare il presidente penso che è una difficoltà non solo per me ma per tutti i presidenti, questi momenti difficili di crisi con gli sponsor che sono sempre meno, quindi è dura, allora tocca attivare le risorse che hai in casa, cioè i giovani, giocare il più possibile con i giovani tuoi. Adesso abbiamo preso Andrei Comaz, che è un giocatore di esperienza, non l'abbiamo preso al centrocampo perché così si guadagnano anche i giovani, imparano anche da gente che ha esperienza. Ecco, un fatto positivo questo nel momento di crisi. Sì, positivo questo. Quello di poter rilanciare appunto i giovani e riportare magari il calcio dilettante a quei tempi in cui il pallone si diceva pallone. Esatto, difatti noi abbiamo pure Stero Giovanile in collaborazione con la Virtus. Faccio complimenti alla Virtus che ha saputo sfruttare le occasioni e ha vinto meritatamente e quindi faccio in bocca al lupo alla Virtus che vada avanti in Coppa.